Assessore, parliamo di questo finanziamento che è arrivato, cui lei ha messo tanto impegno e tanto lavoro verso il campo sportivo. Sì, finalmente dopo tanto lavoro siamo riusciti a traguardare un risultato che penso sia storico e va a beneficio della città e di tutti i sportivi di Agrigento. Quindi penso che sia una risorsa per tutti e sia una risorsa da sfruttare al meglio e cercare di programmare anche il futuro calcistico con questa altra, diciamo, nota positiva da poter integrare in un progetto futuro. Di quanto è l'importo del finanziamento e che tempi si prevedono per la sua realizzazione, Assessore? Allora, l'importo del finanziamento è 1.033.000, sono dei fondi FSC 2127. I lavori dureranno un anno e mezzo, il cronoprogramma dice questo, quindi appena, diciamo, finiranno i lavori inaugureremo. Quando pensi che inizieranno e quanto dureranno, insomma? Ora stiamo facendo la variazione del bilancio per mettere le somme in entrata e poi ci sarà la presa d'atto e la gara d'appalto. Assessore, si è parlato di un suo incarico presso l'assessorato ambiente dell'assessore Savarino, addirittura di un rimpasto, lei dovrebbe lasciare il posto a un suo collega. Cosa c'è di vero? Io, diciamo, di vero c'è che l'incarico effettivamente ce l'ho, non da ora. Io sono un uomo del partito e sono a disposizione del partito di Fratelli d'Italia e sono a servizio di Giorgia Meloni, quindi quello che mi verrà detto io eseguirò. Quindi conferma che in atto c'è, diciamo, un ragionamento di un rinnovo della Fratelli d'Italia, dovrebbe entrare Gramaglia, insomma. Io ancora non sono stato informato di questo, poi se il partito, ripeto, deciderà in un'ottica, diciamo, di rinnovamento e di rigenerazione della giunta, io sono disponibile e sono, diciamo, ampiamente convinto che porterà buoni frutti. Assessore, la notizia del campo sportivo ha avuto tanti riflessi anche all'interno del partito, molti si sono presi i meriti, invece, diciamo, è stato un impegno che lei, come abbiamo visto nel tempo, diciamo, ci ha lavorato e sono arrivati i frutti. Guardi, il nostro partito è un grande partito, non solo fatto di grandi persone, ma anche, diciamo, da un seguito e dei numeri che oggi lo testimoniano, sia a livello nazionale che a livello regionale. Quindi io su questa vicenda, su questo tema dei meriti e non dei meriti, è giusto che il nostro partito, dai nostri rappresentanti di Roma a scendere fino ad arrivare alla regione e anche all'amministrazione comunale in capo al sindaco e i nostri riferimenti locali, l'onorevole Pisano, Giussi Savarino, Alessandro Ricò, lo stesso presidente della regione, diciamo, abbiamo lavorato per uno scopo unico, che è il bene della città. Poi che Fratelli d'Italia abbia messo, diciamo, quella parte determinante e quella parte che ha fatto, diciamo, da spunto per arrivare all'obiettivo, questo è davanti agli occhi, sotto gli occhi di tutti. Ecco, forse ci voleva anche un momento ufficiale, di ufficialità, la notizia è stata presa così in maniera, diciamo, informale. Dico, sì, una cosa del genere andava fatta con una giusta presentazione. Infatti la notizia è uscita su un quotidiano locale che, diciamo, la rappresentava quasi come un manifesto di funerale e invece oggi stiamo, diciamo, portando avanti un miracolo, stiamo portando avanti un discorso che negli anni non si è mai concretizzato e quindi doveva essere un giorno di festa. E non manca tempo, recupereremo tutti insieme i combatti, perché il nostro partito è fatto da persone serie e quindi noi come tali daremo alla città tutti insieme la notizia di questo grande evento. Ecco, però c'è un paradosso, insomma, c'è il finanziamento, arriverà l'illuminazione, però stiamo vedendo che la squadra, insomma, manca, c'è un bisogno e il patron Deni se ne è un po' lavato le mani dando tutto al comune e Pisano si è fatto carico di alcune spese, diciamo, ci sarà l'illuminazione ma manca la squadra. Guardi, su questo tema noi stiamo cercando di intervenire anche sia come partito a livello locale, a livello regionale, anche grazie all'onorevole Pisano che sta conducendo in prima persona delle trattative e delle attività volte a risolvere il problema in maniera seria e concreta e quindi noi siamo una squadra e sicuramente riusciremo a centrare l'obiettivo. Ecco, lei pensa che ci saranno nuovi interessi a livello di società verso l'Agragas?
Essendo l'Agras essendo formata da persone serie e soprattutto ora con un impianto di illuminazione che può fare da volano, può fare diciamo da apripista a altre persone interessate, quindi servirà tanto questo Senta, c'era un bando che era stato pubblicato per l'utilizzo del campo, poi è stato ritirato, ecco, su questo ritornerete come amministrazione? Certo, ritorneremo perché sicuramente dovremo rifare di nuovo il piano economico e finanziario e tutte quelle diciamo, peculiarità amministrative che vanno fatte secondo legge per dare la concessione dello stadio più avanti.